Oggi apriamo una nuova puntata di Panorama Sardo su un tema scottante e di grande attualità come l'abusivismo professionale, prendendo spunto da una nota inviata alla nostra redazione dall'ufficio stampa di Confartigianato Imprese Sardegna. Nell'isola sono quasi 26.000 i lavoratori indipendenti irregolari, con riferimento al rispetto delle regole, danneggiando le migliaia di attività regolari, soprattutto artigiane, presenti nell'isola con grave impatto sull'economia regionale. L'elenco delle professioni sotto attacco è lungo e la rilevazione sui reati che colpiscono l'attività di impresa è stata realizzata dall'Ufficio Studi della Confederazione Artigiana, che ha rielaborato i dati dell'Istituto Statistico Nazionale. La classifica dell'abusivismo nel nostro paese è guidata dalla Lombardia con 104.500 imprese, seguita dalla Campania con 96.600 e dal Lazio con 90.600. In totale in Italia sono stati stimati quasi 600.000 abusivi e irregolari. Secondo l'analisi nel comparto delle costruzioni si sono evidenziate quelle maggiormente sotto attacco. Infatti il 91,6% delle aziende del settore subisce la concorrenza sleale da parte di imbianchini, pittori e muratori. Al secondo posto il benessere, ovvero acconciatori, estetisti e odontotecnici, con l'87,6%. Al terzo i servizi di riparazione di beni per uso personale e per la casa, all'83,6%. Segue l'idraulica 79,1%, il trasporto persone e tassisti 78,5%, manutenzione autoveicoli 71,5%, fotografi 71,2%, elettricisti 69,9%. Il dossier ricorda anche come tra i mestieri artigiani messi sotto pressione dalla concorrenza sleale degli abusivi ci sono gli installatori in campo elettrico ed idraulico. Sono i più a rischio per la stessa incolumità di chi vi opera, ma soprattutto per gli utenti che vi si affidano. L'abusivismo nel settore, oltre a costare milioni di euro alla previdenza sociale e alla fiscalità generale, è un fenomeno irregolare che fa concorrenza a chi esercita con tutte le autorizzazioni e certificazioni. Il fenomeno degli irregolari nel settore artigianale rappresenta una minaccia sia per i lavoratori onesti che per i consumatori, afferma Giacomo Mameli, presidente della Confederazione. La presenza di operatori fantasma non solo danneggia economicamente le imprese che rispettano le normative, ma comporta anche rischi per la salute e la sicurezza di chi usufruisce di servizi non certificati e privi delle necessarie garanzie igienico-sanitarie. Come associazione vogliamo e dobbiamo tutelare gli artigiani regolari, quelli che sono colpiti 2 volte nel reddito e da contribuenti onesti. Il fenomeno continua a danneggiare tutte le imprese e i cittadini che pagano le tasse e rispettano le leggi. Infatti, oltre che contributi e burocrazia, prosegue il presidente, gli artigiani devono confrontarsi pure con la concorrenza sleale che sottrae clienti e importanti fette di mercato. Confartigianato Imprese Sardegna sottolinea come le varie crisi abbiano accentuato il proliferare di queste figure e come sia sempre più elevato il rischio che una parte della clientela ceda alla tentazione di risparmiare a scapito della qualità del servizio. Una tentazione a cui è bene non soggiacere perché si mette a rischio l'incolumità fisica, provocando ripercussioni sulla salute e sicurezza del consumatore e creando danni sia per le imprese del settore benessere sia per l'economia del paese e della nostra isola. Tra le imprese associate alla Confederazione Artigiana emerge un profondo malcontento che le porta a chiedere sia una maggiore tutela da parte degli organi di controllo
sia delle misure importanti per chiudere il cerchio attorno a chi opera nella più completa illegalità. Dobbiamo sforzarci tutti nell'affrontare la piaga della concorrenza sleale che colpisce in modo letale e invasivo importanti settori economici, ha aggiunto Daniele Serra, segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, come quelli dell'edilizia, dell'impiantistica, della falegnameria, della serramentistica, dell'autoriparazione, del benessere e del settore alimentare, dove la lotta di aziende e piccoli artigiani contro gli abusivi è feroce e quotidiana ad armi impari. È sempre più indispensabile mettere in guardia i consumatori dal rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati che sottraggono lavoro e minacciano la salute dei consumatori.